Buonasera, settima puntata di Effetto Friuli Giovani e insomma stiamo quasi arrivando addirittura d'arrivo, ancora 2 puntate, quindi insomma siamo quasi alla fine di questo percorso molto interessante. Oggi parliamo di violenza sulle donne, un tema insomma un po' ispirato anche dall'8 marzo, naturalmente un tema che richiede molto tatto e soprattutto sono tante le problematiche ovviamente legate a questo discorso. Ai ragazzi della consulta della provincia di Udine presenti in studio, accompagnati come sempre dagli insegnanti Antonio Babbo, Francesco Cioli e Luca Martin, presento i nostri ospiti di questa sera, perché appunto per parlare di violenza sulle donne e conoscere, sviscerare un po' la realtà locale ho invitato, allora vado per ordine, l'assessore Elisa Asia Battaglia, assessore della provincia di Udine alle pari opportunità, Massimiliano Ortolan, dirigente della squadra mobile della questura di Udine e l'assessore Cinzia Del Torre, assessore anche lei al bilancio e pari opportunità del comune di Udine, quindi abbiamo una realtà locale ben rappresentata. Questi in studio sono i nostri ragazzi che insomma sono sempre molto partecipi, spero che anche questa sera daranno il meglio. Il tema, la traccia del tema è appunto va a puntare i riflettori su quella che è la condizione femminile. Naturalmente ci siamo lasciati alle spalle da pochi giorni l'8 marzo, giornata internazionale della donna, che è stata la giornata anche per fare un po' il punto della situazione. Lo si è fatto a livello nazionale, naturalmente anche con implicazioni europee, con dei focus su quella che è la condizione della donna al femminile nei territori più vicini a noi, quindi appunto quelli europei anche, ma anche a livello locale. Naturalmente i dati riguardano sia l'aspetto lavorativo, problematiche legate alla difficoltà di trovare posizioni ai vertici, di fare le cosiddette scalate ai vertici aziendali, ma anche semplicemente di trovare lavoro, nonché difficoltà legate a problematiche legate appunto alla difficoltà di conciliare la vita privata con quella professionale, quindi welfare e quanto basta. Partirei però da una campagna che è stata lanciata proprio in occasione di questa festività e che ha coinvolto ovviamente anche la nostra città, una campagna lanciata dalla polizia che si chiama, ha un titolo molto bello a mio avviso e rappresentativo, Questo non è amore. Allora passerei la parola subito a Ortolan che ci illustra questa iniziativa che ha visto coinvolti poi appunto sia il comune sia la provincia, insomma sul territorio non solo poi del Friuli ma a livello nazionale. Sì, infatti buonasera a tutti, insomma questo è un progetto che nasce a livello nazionale e è stato previsto sostanzialmente che con il camper della Polizia di Stato ci fosse una presenza nelle piazze più rappresentative, in particolare in questo caso di Udine, di un'equipe specializzata che si occupa di questa tematica all'interno della Polizia. E questa manifestazione e questa campagna di sensibilizzazione eravamo già presenti insomma, nel giorno insomma, di San Valentino, quindi il 14 febbraio, e abbiamo replicato in occasione dell'8 marzo e ci siamo legati peraltro a un'iniziativa della provincia di Udine. Che cosa è stato fatto in questo pomeriggio dell'8 marzo? Un'equipe specializzata composta da personale femminile della Polizia di Stato sostanzialmente si è presentata, ha consegnato insomma, delle brochure, ha parlato, ha fornito delle informazioni, perché noi riteniamo insomma, che la tematica della violenza alle donne, ma genericamente insomma, della violenza di genere, quindi nei confronti delle fasce più vulnerabili, è un problema di carattere culturale. E solo con queste iniziative, con la presenza nelle scuole, piuttosto insomma, che presenza insomma, in conferenze pubbliche, noi possiamo insomma, informare e quindi dare degli strumenti alle persone insomma, che sono coinvolte in questo tema, ma anche alle persone che sono vicine, che sanno qualcosa, che potrebbero parlare, potrebbero segnalare. Certo, perché ovviamente la difficoltà è anche spesso nell'aprirsi, nel raccontare cosa succede, quali sono poi le problematiche. C'è stata anche una fiaccolata, passo a lei la parola, all'assessore Battaglia. Sì, una fiaccolata che ha voluto essere un momento simbolico nella giornata. Che vi ha visti coinvolte tutte, perché poi sì, esattamente, perché hanno partecipato tantissimi amministratori locali, oltre una sessantina gli amministratori locali di tutta la provincia di Udine che hanno partecipato all'iniziativa, e tantissima gente comune.
tantissime ragazze, e questo mi ha fatto estremamente piacere perché erano più di 300 le persone coinvolte. È stata, come vi dicevo, un momento simbolico per ricordare quanti diritti hanno acquisito le donne fino ad oggi, ma quanta strada ancora dobbiamo fare per una piena parità. E abbiamo voluto testimoniare per tutte quelle donne che sono state vittime di violenza, ma soprattutto per quelle donne che lo sono attualmente e non hanno il coraggio di denunciare, per cui per invitarle a non stare in silenzio e a denunciare quello che subiscono, perché è questo il messaggio che noi dobbiamo lanciare. Grande orgoglio, presente naturalmente la Polizia di Stato, la Prefettura di Udine e veramente tantissima gente comune. Questo mi ha fatto estremamente piacere perché vuol dire che insomma l'iniziativa curata appunto dalla provincia di Udine, dal mio assessorato ma anche dalla Commissione Pari Opportunità ha funzionato ed ha toccato le corde delle persone che hanno deciso di partecipare. Un momento simbolico che non dovrebbe essere fatto solamente l'8 marzo, ma la donna va rispettata comunque tutti i giorni, e questo è un messaggio che abbiamo dato anche in quell'occasione. Certo. Qualcuno di voi ha partecipato alla fiaccolata, qualcuna tra le ragazze? A scuola come è stato, diciamo, vissuto, tra virgolette, insomma, la giornata? Ci sono stati degli eventi, degli incontri per discutere della tematica, oppure... E allora parlavamo prima appunto con l'assessore Del Torre, che io ho detto festa della donna, no, giustamente è una giornata, e come diceva appunto la Battaglia, è una giornata che dovrebbe essere tutti i giorni, come poi insomma San Valentino, insomma qua si va di retorica e va bene, però davvero insomma forse bisognerebbe dedicare qualche attenzione in più e, come diceva Ortolan, cercare di cambiare il punto di vista culturale per frenare certi fenomeni che possono sembrare lontani, perché seguiamo i fatti di cronaca, molto spesso insomma non riguardano la nostra provincia, anche se insomma in realtà negli ultimi anni anche in Friuli insomma si sono verificati numerosi fatti di cronaca nera che hanno insomma portato conseguenze anche tragiche, però si ha sempre l'idea che sia qualcosa di lontano, di distaccato, che non può accadere. Prima di passare la parola a Cinzia Del Torre riporto alcuni dati che riguardano però Gorizia. L'associazione SOS in Rosa si occupa di assistenza e supporto, sostegno alle donne in difficoltà, e dall'inizio dell'anno, quindi insomma oggi siamo il 10 marzo, sono passati veramente pochi giorni, sono già 47 i casi di persone, donne, che molte delle quali accompagnate dai figli si sono recati presso queste strutture per chiedere aiuto, sostegno. La maggior parte dei casi statisticamente, naturalmente questo è legato al caso di Gorizia, ma penso che sia speculare, la maggior parte dei casi di denunce riguardano violenza psicologica in famiglia, poi fisica, sessuale e quindi poi insomma tutto a scendere, e stalking. Com'è la situazione a Udine? Che cosa è attivo a Udine? Intanto facciamo un nome: Zero Tolerance. Il Comune di Udine ha dal 2000 almeno un servizio che è dedicato al contrasto alle violenze sulle donne. Si chiama Zero Tolerance, è stato deciso, deliberato nel 99, ma dal 2000 è operativo. E da qualche anno abbiamo non solo lo sportello a cui le donne possono rivolgersi, sia telefonico che fisico, insomma ha sede presso la struttura di Via San Valentino dell'azienda sanitaria, quindi accanto anche al consultorio familiare. Questo è una sinergia molto, molto utile. Ma abbiamo anche degli alloggi, delle case rifugio, degli alloggi dove ricoverare le donne che hanno bisogno di andarsene da casa per la loro sicurezza e dei loro figli. Non tutte naturalmente hanno bisogno di questo, qualcuna se ne va, trova ricovero altrove, però insomma sono assolutamente indispensabili. In alcuni casi addirittura, in accordo naturalmente anche con le forze dell'ordine, per le esigenze di sicurezza delle donne devono essere accolte in luoghi al di fuori della città o al di fuori della regione. Così come noi accogliamo occasionalmente donne che vengono da altre regioni perché devono addirittura allontanarsi dal loro luogo di residenza per ragioni di sicurezza. Zero Tolerance comunque ha una reperibilità sulle 24 ore, quindi una donna che si trova in situazione di emergenza, lo sportello è aperto solo in alcuni orari, ma una donna che si trova in situazione di emergenza può chiamare le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, e loro attivano una reperibilità
H24, comprese Natale, Pasqua, Capodanno, per accogliere questa donna, eventualmente con i suoi figli, quando si trova in situazione di pericolo. Deve essere attivata dalle forze dell'ordine, ma poi le nostre operatrici aiutano la donna nella prima accoglienza. Io credo che sia un servizio essenziale e dico anche che siamo l'unico comune nella nostra regione che ha un servizio così completo di contrasto alla violenza sulle donne, ma anche uno dei pochi in Italia. Nella maggior parte dei casi servizi di questo tipo vengono offerti in maniera assolutamente lodevole e importante da associazioni, quindi da volontari che ottengono magari anche finanziamenti pubblici, ma da volontarie normalmente, che danno buona parte del loro tempo, della loro dedizione per donne che sono in situazioni in molti casi di reale pericolo. E quanti sono i casi, se ha un bilancio del 2016 mi pare? Sì, io ad esempio ho i dati del 2016 e sono quasi 200. Giusto per quantificare, magari sì. I numeri dicono poco, però in realtà rappresentano, sono significativi, anche perché il trend è abbastanza costante negli ultimi anni. Sono circa 200 i contatti, magari anche solo telefonici, avuti. 124 le donne che si sono rivolte al servizio fisicamente, di cui 35 di queste erano donne che già erano seguite dagli anni precedenti, perché naturalmente il percorso poi di uscita dalla violenza non è così veloce, no? Richiede un'assistenza, un percorso di uscita. C'è da dire che il 66% nel 2016, ma non è un dato più o meno in linea con gli anni precedenti, il 66% di queste sono donne italiane, maltrattate da uomini italiani. Normalmente il marito, il fidanzato, l'ex marito, l'ex fidanzato, talvolta in casi un po' più rari il padre o il fratello. Comunque mai i casi che abbiamo avuto mai riguardano uomini, cioè maltrattatori maschi sconosciuti. Sono sempre persone vicine alla donna, vicine alla famiglia, e questo è particolarmente grave, cioè il luogo dove una si dovrebbe sentire più protetta, più a suo agio, più tutelata, in realtà può diventare, in alcuni casi, certamente non sempre, può diventare il luogo di maggior pericolo. Prima di andare in pubblicità, l'età media invece, che è significativa anche questa. L'età media è una fascia, l'età media delle donne che si rivolgono al servizio è una fascia tra i 30 e i 50 anni, quindi una fascia di donne adulte, mature, che in molti casi hanno subito violenza anche per diversi anni, in molti casi per più di 10 anni. Cioè, con un vissuto comunque con un vissuto importante, e questo rende particolarmente difficile l'uscita dalla violenza. Per questo il lavoro di prevenzione è essenziale, perché uscire da una situazione di violenza dopo tanti anni che si è subito, certo, diventa molto difficile. Bene, allora io vi ricordo che potete intervenire, anzi vi invito a farlo mandando sms o WhatsApp al numero 345 9956 897, lo vedete in sovraimpressione. Ci fermiamo per una pubblicità breve e poi torniamo, grazie. Vedi male Telefriuli? Hai perso da poco il segnale? Contatta il numero 0432 1821 510. Solo per voi telespettatori di Telefriuli, gli specialisti di Antenna Top faranno un intervento di assistenza a domicilio a un prezzo agevolato. Fabbro, serramenti in legno, legno, alluminio e PVC prodotti e assemblati nelle nostre fabbriche. Il vantaggio da acquistare direttamente dal produttore. Venite a trovarci a Buia. Oltre a una vasta esposizione potete anche visitare lo stabilimento e seguire le varie fasi di produzione. Novità Incanto, il serramento rivoluzionario in legno alluminio senza manutenzione. Ricorda, Fabbro, quello della B rovesciata. Hai difficoltà? Insufficienze e lacune in alcune materie? Hai paura di perdere l'anno e vuoi recuperarlo? Frequenti l'università e vorresti un supporto per riuscire a superare gli esami e laurearti? Il centro studi EXCOL, con 25 anni di esperienza scolastica e formativa, è la risposta giusta a tutti questi problemi. Dalle elementari all'università, il tuo compagno di studi. EXCOL, tutta un'altra scuola.
Norcia dista da Udine 590 km, ma è una distanza soltanto in termini geografici. Dopo il sisma il Friuli ha dimostrato la sua vicinanza a supporto di un territorio devastato e Telefriuli, in un reportage realizzato sul posto, racconterà come quelle zone stanno reagendo. La seconda parte dello speciale, sempre curata da Daniele Paroni con le immagini di Carmine Sicondolfi, andrà in onda giovedì 16 marzo alle 21:45. Eccoci rientrati. Allora, volevo fare un po' di storia, così giusto per dare poi l'assist ai miei ospiti. Nel 1945 le donne possono finalmente votare, siamo il 1° febbraio e quindi primo passo verso insomma una sorta di emancipazione o di diciamo parità di diritti tra virgolette. Negli anni 60 si fa avanti il movimento femminista ovviamente anche in Italia, si arriva nel 1970 al divorzio, nel 74 le prime firme per chiedere la legge sull'aborto che poi non vanno in porto, la riforma del diritto di famiglia nel 75, dopodiché abbiamo nel 77 la legalizzazione dell'aborto, arriviamo all'81 per il delitto d'onore, vederlo cancellato dal nostro ordinamento giuridico. Poi magari Ortolan ci spiegherà che cos'era con i termini precisi il delitto d'onore o che cosa consisteva. E arriviamo al 96 con la, diciamo, l'eliminazione della sezione del codice Rocco che era stato messo in vigore ai tempi del fascismo, che riguarda la violenza sessuale. Non è più considerata un reato contro la morale, ma un reato contro la persona. Questo per inquadrare il tutto in un contesto italiano che quindi, sebbene viviamo in una società moderna, non siamo un paese retrogrado e via dicendo, però comunque abbiamo un ordinamento giuridico che si è mosso in maniera veramente molto lenta e per arrivare appunto soltanto una ventina d'anni fa a considerare la violenza sessuale una violenza contro la persona e non contro la morale pubblica, perché insomma questo era un fatto che strideva, insomma ci sono stati anche dei processi eccetera. Negli anni poi nel 2009 è stato lo stalking è diventato un reato vero e proprio, prima era trattato diversamente, comunque la giurisprudenza sta pian piano diciamo procedendo verso una più rigida forse inquadramento di questi reati e sappiamo che con stalking, violenze fanno rima anche parole come femminicidi che sono sicuramente le avete sentite tutte e non sono mancati anche in regione. Ortolan, qualche dato o qualche insomma numero che faccia capire anche il Friuli rispetto all'ambito nazionale come si muove? Sì, considerate che a livello nazionale il numero degli omicidi è in costante calo, diverge invece il dato del femminicidio, quindi sostanzialmente l'omicidio ai danni di donne è purtroppo un dato stabile, quindi ormai dagli anni 2010, 11, 12, 13 fino ad arrivare al 2016 abbiamo una statistica assolutamente negativa e pertanto viene uccisa normalmente una donna ogni 2 giorni e mezzo. Questa insomma è la statistica di carattere nazionale, la maggioranza delle donne viene uccisa nelle regioni del nord, normalmente si tratta sempre, quasi sempre insomma, di un omicidio in ambito familiare, talvolta sono anche coinvolti persone vicine, quindi spesso insomma, i figli piuttosto insomma, che altri parenti. A Udine, per fortuna, nella provincia di Udine, dal novembre 2013 non abbiamo avuto casi di questo tipo. Il 2013 però, che è l'anno nero a livello nazionale, dove è stata uccisa una donna ogni 2 giorni, quindi calcolate insomma quante sono, a Udine ci sono stati 4 omicidi, 4 omicidi che riguardano 3 l'ambito familiare e in un 4º caso, vi ricordate il caso di Nicola Garbino che uccise Silvia Gobbato, che in questo caso insomma esce diciamo, da queste statistiche, chiaro. Però anche in questo caso insomma, è stato ucciso una donna, quindi 4 casi abbiamo avuto a Udine. L'ultimo è stato quello
in questo caso che ha coinvolto un familiare, quindi non direttamente la donna, che il marito ha tentato di uccidere, successivamente ad aver ucciso il figlio 18enne con una pugnalata che si era al cuore, insomma, che si era frapposto tra padre e madre, insomma, che stavano litigando. Come dicevo, per fortuna negli ultimi anni non abbiamo avuto casi di questo tipo, però vi segnalo un elemento significativo. Parlando con il procuratore della Repubblica, e quindi noi quando facciamo le indagini, quindi sviluppiamo le attività a seguito della denuncia o della segnalazione che ci arriva di un maltrattamento in famiglia, per esempio, sviluppiamo l'attività concordemente con la Procura della Repubblica, quindi con i magistrati, con l'autorità giudiziaria che ci delegano determinate attività. Considerate che nel 2016, e le statistiche poi di questo tipo sono sostanzialmente uguali anche nel 2015 e nel 2014, sono stati aperti presso la Procura della Repubblica di Udine, quindi che si occupa di tutta la provincia, 365 fascicoli, sono proprio 365, quindi uno al giorno per i reati di maltrattamenti in famiglia o stalking. Questo per dire che purtroppo, insomma, il fenomeno anche qui è assolutamente evidente, marcato, come dicevamo anche prima, è forse un'emersione che deriva da una nuova consapevolezza, da una nuova capacità, insomma, di esprimersi, forse anche da questa rete che noi cerchiamo di fare per proteggere la vittima di questo reato, però appunto questo ci dà, insomma, il quadro della situazione, quindi un quadro sicuramente allarmato. Per quanto riguarda il nostro punto di vista, noi diciamo che il fenomeno visto dalla polizia e dalle forze dell'ordine è assolutamente sottostimato e sommerso, confrontandoci abitualmente, soprattutto con Zero Tolerance, visto che siamo a Udine, ma anche, diciamo, con altri sportelli di ascolto, ci rendiamo conto che pochissime donne che sono nella situazione di violenza, di maltrattamento in famiglia, poi emerge. Parliamo di una percentuale dal 5 al 10% delle donne che si presenta allo sportello poi decide di emergere e di denunciare la situazione. Beh, certo non è facile ovviamente fare uscire allo scoperto e anche porsi in una posizione di difficoltà, perché poi appunto molte volte ci può essere un problema legato ai figli semplicemente, o piuttosto appunto di sussistenza, perché magari non hanno lavoro queste donne, quindi ovviamente è un problema molto, molto difficile da affrontare. I giovani cosa dicono? Nel senso, è un problema che immagino voi sentiate lontano, perché comunque non avete famiglie, cioè avete famiglie sì, però voglio dire non ci sono mariti, probabilmente, spero per voi, compagni o fidanzati stalker, però che impressione avete del fenomeno? Perché sicuramente ne avete sentito parlare, se non per conoscenze dirette, ma almeno a livello nazionale o dai media, dai giornali, vi sarete fatti un'idea. Oggi vai, infatti tu che sei coraggioso e che hai il microfono. Sicuramente paura è la parola che mi viene subito in mente. Purtroppo, volevo dire, la mia prof di lettere ci ha condiviso un messaggio via WhatsApp l'8 marzo dove riportava delle righe di Ada Merini in cui diceva che quanto può essere importante per una donna, per una ragazza, farsi scudo con un velo di mascara, no? E questo appunto mi fa paura, come l'insicurezza che deriva appunto da una persona che debba coprirsi con una maschera per eliminare le proprie imperfezioni possa essere così importante, ecco. E purtroppo il nostro sistema occidentale, i media, le pubblicità ci propongono continuamente ragazze immagine che meno sono vestite, più attraggono lo spettatore medio. Quando magari in una pubblicità viene raffigurato un uomo, lo si vede sicuro, che guida un'auto da corsa, no? E queste cose qua. Invece la donna lì con questo sorriso finto in faccia
che appunto fa da manichino per il nuovo Reggiseno appena uscito. E appunto il fenomeno di stalking è una cosa che comunque anche fra noi sentiamo, i social network sono sicuramente anche questo l'abbiamo parlato nella prima puntata. Possono portare a queste dinamiche molto tranquillamente. Possono essere veicoli. E quindi, ecco. Beh, tu hai detto una cosa, hai citato la pubblicità, insomma sicuramente la vedete tutti, è sotto gli occhi di tutti noi e la pubblicità spesso veicola un messaggio che è quello dell'oggettivizzazione del corpo, in particolare femminile. Il collegamento, cioè il discorso si collega proprio a un discorso più ampio culturale, perché questa oggettivazione del corpo femminile lo spersonalizza e secondo alcuni intellettuali, studiosi, dà anche la possibilità in questo modo di ovviamente di perdere l'aspetto persona delle donne. È chiaro che tutto agisce a livello subliminale, non sono equazioni matematiche e non necessariamente se uno vede una pubblicità un po' che le pubblicità poi sono sempre ovviamente un po' ammiccanti, però indubbiamente questo aspetto si lega a un fenomeno molto ampio che poi è appunto culturale. E allora, mentre ci apprestiamo ad andare in pubblicità, pensate a quale può essere secondo voi la strategia giusta o comunque un'idea di come muoversi per riuscire ad abbattere certi muri culturali, certe idee per cui anche la donna è considerata spesso inferiore, un oggetto su cui, di proprietà nel caso di relazioni malate, diciamo, che può essere costretta a fare determinate scelte e ovviamente a non essere libera. Pubblicità, rientriamo subito dopo in studio, grazie. Offshore Unimar, a Lignano Riviera, porto turistico Marina 1, in collaborazione con Cantieri Beneteau e i prestigiosi motori Honda. Offshore Unimar, importante cantiere da diporto di Lignano Sabbiadoro. Un piacere da scoprire al porto turistico Marina 1 di Lignano Riviera. Per info www.offshoreunimar.com. Da 50 anni il nostro impegno è quello di migliorare la salute delle persone. Noi della Casa di Cura Giovanni XXIII uniamo le migliori tecnologie alla grande professionalità dei nostri medici per prenderci cura di ogni paziente. Possiamo eseguire prestazioni sia convenzionate con il servizio sanitario, sia private. Casa di Cura Giovanni XXIII, innovazione al servizio delle persone. Visita giovanni23.it. La trasmissione più golosa del Friuli Venezia Giulia? Tutti con le mani in pasta, il martedì dalle 19:45. Seguiteci, i professionisti di Etica del Gusto vi illustreranno passo dopo passo le ricette più golose della pasticceria e più genuine della panetteria. Vi aspetto su Telefriuli. Serra Metal, esperienza ultra cinquantennale nella realizzazione posa di serramenti, carpenteria metallica, automazione, serramenti e cancelli. Software all'avanguardia, modernissimi macchinari di taglio e fresatura, tecnologia ed esperienza dell'azienda, la sua migliore referenza. Ci trovi a Mortegliano in via Bugliatti, telefono 0432 760086. Domenica 12 marzo a Sutrio, alle pendici del Monte Zoncolan, Fungs Pro Fungs Salungs, la tradizione norcina in Carnia tra passato e presente. Salame, speck, salsiccia, musette, un itinerario di gustosissime proposte con la dimostrazione dal vivo delle antiche lavorazioni, degustazioni, abbinamenti con grandi vini e musica. Info su www.albergodiffuso.org. Allora, ci eravamo lasciati con un invito, insomma, così, a lanciare qualche idea, qualche input per vedere, insomma, proporre qualche idea su questo tema. Passo la parola a te e poi a te prima.
Okay. Ricordami il nome, scusate, io... Mi chiamo Ludovica. E sono del Marignani. E niente, io volevo rispondere appunto alla domanda con la quale ci siamo lasciati, ovvero cosa le donne potrebbero fare per difendere un po' la propria immagine, intesa non soltanto come l'aspetto fisico. E mi viene da pensare un attimo ai movimenti femministi di oggi, almeno quelli che così si definiscono, ovvero le donne che si levano il reggiseno, vanno in piazza, scrivono cartelli con scritte sarcastiche e con quello pensano di cambiare la loro condizione. In realtà penso che la cosa sia cominciata già tanto tempo prima, ad esempio se pensiamo al movimento femminista, cioè comunque per la tutela delle donne, per eccellenza quello delle suffragette, era nato già nel 1903 in Inghilterra. È nato inizialmente già a metà del XIX secolo come un movimento che appunto chiedeva il voto per le donne basandosi sul dialogo, sulla discussione, per poi diventare un movimento quasi simile a una campagna militare. Allora hanno iniziato a scendere per le strade, anche loro a manifestare rompendo vetrine, legandosi ai cancelli del palazzo del governo inglese, e si tendeva quindi a usare sempre la violenza, a cercare di apparire per poi poter ottenere i diritti. Effettivamente ce l'hanno fatta, però non penso che questa sia la strada giusta. Cioè, quando io penso a una donna che può definirsi femminista, penso a una Margherita Hack, a una Rita Levi-Montalcini, penso anche semplicemente a una madre di famiglia che riesce a conciliare lavoro e famiglia perfettamente. Penso a questo genere di donne, non penso a quelle che si spogliano e vanno in piazza a urlare pensando di cambiare il mondo. Tu e poi vi faccio rispondere. Posso dire che ha ragione, ha pienamente ragione. Io vorrei dire che le donne non vanno mai toccate e nemmeno come un fiore, come tante volte si dice. Il fatto che una donna venga sminuita è la cosa peggiore, perché non è che se io sono una donna, tu sei un uomo, tu hai più forza e io no, perché tante volte le donne riescono a oltrepassare tantissimi problemi che secondo me un uomo non ce la farebbe mai, ma perché c'è la forza che la aiuta ad andare sempre avanti, perché magari una donna madre che ha dei figli, ha un marito, deve cercare sempre di risolvere tutto, deve stare attenta ai figli, al marito, a pulire, quindi c'è sempre qualcosa da fare. Il fatto alla domanda che è stata fatta prima, deve essere la donna in primis ad avere il coraggio di dire le cose come stanno, di rivolgersi a qualcuno, di chiedere aiuto. Non può essere mai nessun altro ad aiutarla affinché lei non vada a dirlo. Questo infatti è lo scoglio. Puoi passare il microfono dietro, grazie. Allora, io volevo dire che io purtroppo... Io purtroppo sono abbastanza vicina a questo fenomeno perché il mio stesso padre ha avuto violenza verso mia madre. E comunque a lui non è stato, cioè lui non ha recepito il concetto del suo sbaglio che ha fatto. E riallacciandomi alla vostra domanda che avete chiesto, secondo voi come possiamo fare a magari evitare questa brutta cosa, io mi chiedo perché l'uomo, dopo che comunque magari viene arrestato, ma poi rilasciato, e comunque dopo che la donna lo lascia, lui non ha una riabilitazione per far capire che è sbagliato e tutto. Lui viene magari messo in prigione, anche magari no, gli viene dato lo stalking o magari neanche quello, e alla fine dopo questo uomo avrà magari un'altra ragazza, si sposerà di nuovo e non avrà capito e continuerà a farlo anche con questa donna, ed è per questo che va avanti tutto, perché dietro non c'è una riabilitazione pure per l'uomo oltre che per la donna dopo la violenza che ha subito. Questo. Grazie. Questo è un aspetto molto interessante. Vi faccio rispondere in ordine sparso a questi tre interventi. In ordine sparso, l'ultimo, se posso dire qualcosa sull'ultimo intervento. Certo. Lo trovo molto corretto questa cosa che dici. Ci sono dei progetti in tal senso, ci sono state delle sperimentazioni. Anche in Italia, a Trieste ad esempio, il GOP di Trieste, che è il centro antiviolenza di Trieste, qualche progetto in tal senso l'ha fatto. I risultati però per ora
almeno da quello che so io, in generale su progetti di questo tipo non sono stati ottimali per due ordini di ragione. Primo, perché è difficile far capire a questi uomini che stanno sbagliando. In secondo luogo, perché è difficile, cioè non puoi imporgli di fare percorsi di questo tipo. Per cui forse può essere l'ulteriore fase di quell'evoluzione normativa di cui si parlava prima, un qualcosa che manca effettivamente in tal senso c'è, cioè già c'è una parziale carenza rispetto a quello che si offre alle donne che hanno bisogno di uscire da un percorso di violenza, sicuramente c'è una carenza in tal senso, per quanto riguarda i maltrattatori. Penso che su questo qualcosa di più bisognerebbe fare, ma dovrebbe esserci una norma che impone, magari in sede giudiziaria, di una riabilitazione. Allora sì che può intervenire, perché ad oggi progetti di questo tipo si basano sulla volontarietà degli uomini, ma chiaramente se uno non riconosce di avere un problema, figuriamoci se si presta a questo tipo. Comunque già il fatto che tu sia qui a raccontare questa cosa vuol dire che molti passi avanti sono stati fatti, perché uno dei danni peggiori, la giornalista prima dicevi che c'è la questione, tante donne non se ne vanno, non lasciano il marito, il compagno per i figli, ma fanno dei danni ai figli in questo modo, perché la violenza assistita è uno dei peggiori danni che si può fare al proprio figlio, perché naturalmente anche molto spesso il figlio o la figlia assiste al maltrattamento della madre, anche se non è oggetto di maltrattamento lei stesso o lui stesso. Quindi in questo senso già il fatto che tu sia qui a raccontare questa cosa, io penso che molto è stato fatto, dopodiché c'è ancora molto da fare sicuramente. Grazie per il contributo. Sì, insomma, in generale anche per quanto riguarda questo aspetto, effettivamente spesso ci incontriamo, per esempio in conferenze pubbliche, normalmente con me anche, insomma, abbiamo avuto delle esperienze con un'associazione di volontariato che è particolarmente attivo, se non raccomando, qui a Udine, e spesso viene con noi a parlare proprio un medico, uno psicoterapeuta che fa parte proprio di questo gruppo di Trieste che sostanzialmente sta facendo qualcosa, sta facendo dei corsi. Tuttavia, come diceva l'assessore Del Torre, purtroppo è solamente di tipo volontario la presenza all'interno di questo gruppo, non ci sono, diciamo, sovvenzioni, quindi diciamo spesso, anzi sicuramente quasi interamente l'attività che viene fatta anche da questi medici è esclusivamente, insomma, a titolo personale, al di là del lavoro che svolgono quotidianamente, e purtroppo appunto non c'è una norma di legge che stabilisce, insomma, che il soggetto maltrattante dopo una condanna subita debba, insomma, entrare in un percorso riabilitativo. Diciamo. Purtroppo è un problema generale questo, insomma, sapete bene che la pena, al di là, insomma, di essere gravosa, insomma, perché uno deve pagare, tra virgolette, insomma, per quello che ha fatto, dall'altro dovrebbe avere una funzione rieducativa, ma purtroppo anche nei carceri spesso, insomma, non ci sono progettualità tali per cui uno esce migliore, insomma, di quello, insomma, che era quando sì, perché è poi ci sono delle difficoltà oggettive purtroppo questo, però può essere una scommessa per il futuro. Abbiamo chiesto proposte, sicuramente questo è uno degli aspetti che comunque è uno non degli aspetti comunque che si sta proprio parlando a livello normativo, perché è vero, la normativa italiana adesso è sicuramente di spessore, però il problema è che in Italia su questo tema si sono sempre create delle norme in emergenza e quindi spesso una norma magari contrasta con una successiva, ci sono delle problematiche, insomma, di sistema, ma questo, cioè la riabilitazione, insomma, del maltrattante e dello stalker, è sicuramente, diciamo, allo studio, fa parte certamente, insomma, di qualche progetto di legge che, insomma, speriamo venga varato al più presto. Beh, certo, insomma, ci si muove per passi. Battaglia invece, abbiamo parlato prima della fiaccolata e appunto Ludovica ci parlava invece di movimenti un po' più che alla fine tu dici quasi quasi rimangono vittima di stereotipi a loro volta, per cui appunto molta scena e poca sostanza. Sì, più che altro penso siano manifestazioni fine a se stesse, cioè c'è la foga del momento, subito dopo pensi di aver fatto qualcosa, pensi di aver mandato un messaggio, però concretamente quello che è rimasto dalla tua azione è il nulla, sono parole. Sì,
La fiaccolata comunque che noi abbiamo organizzato è una delle tante iniziative che la provincia porta avanti, perché il tema della violenza è un tema al quale sono particolarmente legata e del quale parliamo molto spesso in provincia. Sono tantissime le iniziative che abbiamo fatto. Ho portato alcune cose qui con me, ad esempio questo è una raccolta di testi che vengono appunto tratti dai vari giornali a livello locale ma anche a livello nazionale, tutti i testi che riportano appunto episodi di violenza che hanno subito le donne. Questo in primis, ed è un lavoro molto importante perché in poche pagine ti puoi rendere conto di quante angherie devono subire le donne. E da qui siamo partiti con diversi ragionamenti. Sicuramente dobbiamo affermare sempre di più che il problema della violenza contro le donne non è un problema delle donne, ma è un problema degli uomini, e questo va sottolineato fino in fondo ed è importante. Anche noi ne abbiamo parlato anche con il direttore delle carceri di Pordenone, proprio per riuscire a portare avanti dei procedimenti rieducativi nelle persone che appunto si sono dimostrate offensive e hanno causato violenza nei confronti delle donne. Sicuramente il percorso che va fatto e sul quale ci stiamo impegnando tutti è un percorso di modifica culturale del pensiero della donna, e sicuramente tante iniziative non ci vengono incontro su questo. Penso alle suffragette che hanno iniziato in maniera pacifica e poi hanno trasformato la loro ribellione in modo probabilmente anche sbagliato, ma hanno ottenuto dei risultati. Ma dobbiamo sottolinearlo che sicuramente non è facendo violenza e forzando i diritti che riusciamo ad ottenerne di più, assolutamente, questo no. Devo dire che sono molto orgogliosa di aver sentito voi, perché molto spesso quello che viene proposto sono ragazzi che non si interessano della cosa. Avete dato veramente degli spunti interessanti, in particolar modo quello sulla rieducazione, e grazie per il tuo coraggio, perché non è da tutti esprimersi così in uno studio televisivo, per cui spunti anche per la nostra attività che è già iniziata, ma con maggior vigore procederemo in questo senso. Bene, grazie. Allora, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo subito dopo, grazie. Fabbro, serramenti in legno, legno, alluminio e PVC prodotti e assemblati nelle nostre fabbriche. Il vantaggio da acquistare direttamente dal produttore. Venite a trovarci a Buia. Oltre a una vasta esposizione potete anche visitare lo stabilimento e seguire le varie fasi di produzione. Novità Incanto, il serramento rivoluzionario in legno alluminio senza manutenzione. Ricorda, Fabbro, quello della B rovesciata. Al centro del tuo mondo casa c'è Zanutta, 2000 metri quadri di salone espositivo, un vasto assortimento di articoli per l'arredo bagno e presto una nuova area con i migliori marchi di stufe, caminetti, porte e rivestimenti in pietra naturale. Zanutta, il tuo negozio a Udine, in Viale Tricesimo 200, agevolazioni per acquisti con finanziamento fino a 12 mesi a tasso zero, nei 22 punti vendita in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Le stagioni passano, la qualità Caramel è per sempre. Oggi con la super promozione famiglia per gli under 35 che mettono su casa 50% di incentivo statale più sconto Caramel del 40%. Per i giovani genitori con figli fino ai 10 anni 50% di incentivo statale più sconto Caramel sulle camerette del 28%. Per gli over 50% di incentivo statale più sconto Caramel su tutti i divani del 25%. Tra le tante offerte trovi tavolo Firenze in rovere cantabrico 1.290 euro, libreria birmana in rovere selvatico 1.890 euro, gruppo camera artigianale Mirror in rovere 2.490 euro, credenza in rovere sbrecciato 1.490 euro, porta TV rovere ferrovia 1.390 euro. Mobili Caramel, mai così conveniente, con la super promozione famiglia nelle sedi di Meole e Palmanova, e a Noventa di Piave chiude e sconta tutto fino al 70%. Quello che conta è fare solamente il meglio. Iuri Giulia, pulizie professionali dal 1992. Un gruppo di professionisti preparati per ogni esigenza. Servizi di pulizie per privati, condomini, uffici, aziende, strutture sanitarie, alberghi, fabbriche e grandi superfici. Siete più sicuri con Giulia Iuri. Orientarsi nel mercato immobiliare spesso può essere difficile. Ci vorrebbe una guida a cui affidarsi.
qualcuno che ti accompagni dritto alla meta. Noi di Cuore Immobiliare siamo il punto di riferimento giusto per te che vendi, affitti o cerchi casa. Perché Cuore è più di una semplice agenzia immobiliare. È una rete di consulenti che condividono risorse ed esperienze per aiutarti a trovare la soluzione giusta nel minor tempo possibile. Cerchi un posto tranquillo, magari dove convivere con il tuo amico a quattro zampe. Oppure vuoi un ufficio nel cuore della città. Nessun problema. Noi agenti Cuore siamo professionisti specializzati, pronti a rispondere a qualsiasi tua esigenza. Con la nostra rete marketing siamo presenti su tutti i canali di comunicazione e così la tua casa, per vendere, affittare o acquistare velocemente e in perfetta serenità. Perché 30 anni di esperienza sono un patrimonio che non si improvvisa, perché per noi la casa è una questione di cuore. Cuore Immobiliare. Sereni Orizzonti, residenze per anziani, in Italia. 6 nuove residenze in consegna tra fine 2017 e inizio 2018. 7 nuove realizzazioni in programmazione nel 2019. L'orgoglio di costruire la serenità dei nostri ospiti. Sereni Orizzonti. Zanatta Vetro Montebelluna è il numero 1 nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Ristrutturiamo i tuoi infissi. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. In attività dal 1972 l'impresa edile Fratelli Tonus, con sede a Spilimbergo, realizza opere di edilizia pubblica e privata anche con la formula chiavi in mano. Pone attenzione al contenimento dei consumi energetici, realizzando edifici in classe energetica A4 e alle nuove tecniche di costruzione che portino al miglioramento del prodotto finale. Allora, passo subito la parola a Tommaso Giovanni. Tommaso Giovanni. No. Prego. Tornando a quanto dicevamo prima della pubblicità e le manifestazioni, appunto, scusate, il raffreddore, e io posso portare un'esperienza, tra virgolette, personale, nel senso, in Argentina, per quanto riguarda appunto le donne, non una violenza diretta in questo caso, ma la violenza comunque più importante che si può fare a una donna, o in particolare a una madre, cioè la perdita di un figlio, desaparecidos, dalla dittatura argentina, da questo periodo venuto negli anni 70-80 del 1900, e un gruppo di donne che sono la Madres e la Abuelas de Plaza de Mayo, e si ritrovano tutti i giovedì a fare la ronda per avere giustizia per quanto riguarda i loro figli. Cioè, è anche stupendo vedere, in particolare le abuelas, che sarebbero le nonne, che queste persone, che comunque sono parecchio anziane, perché considerato che sono le nonne delle ragazzi vittime. Che sono scomparsi negli anni '80, possiamo facilmente intuire l'età che hanno adesso, che si ritrovano costantemente tutti i giovedì, e ovviamente sempre meno, perché come è naturale molte scompaiono, a fare questa ronda. Io quando l'ho visto questo fenomeno ad agosto dell'anno scorso mi sono effettivamente emozionato, perché è una cosa spettacolare vedere queste persone che costantemente, che poi loro non sono tristi, non è che lo fanno non lo fanno in modo teatrale o comunque teatrale, ma sono felici, nel senso, ormai sono tra virgolette rassegnate, perché sanno quello che è successo, però comunque continuano a combattere per avere la verità che non gli è ancora stata concessa. Direi determinate, insomma. Beh, sono due modi, no? Perché appunto magari a volte è anche provocatorio forse esagerare, come diceva appunto Lodovica, no? E fare manifestazioni che poi in alcuni possono suscitare anche sentimenti opposti, nel senso possono sembrare finte, costruite o comunque stereotipate a loro volta. Dall'altra parte appunto evidentemente manifestazioni più pacifiche sicuramente è più facile trovarle, insomma,
condividerle, ecco, piuttosto che alcune cose. Prego. No, volevo dire che in questo caso le madri di Piazza Di Maio hanno anche ottenuto in molti casi, in qualche caso, molti forse no, soddisfazione nel senso di sapere cos'era capitato ai loro figli, o in alcuni casi hanno conosciuto i nipoti, perché tante volte sparivano ragazze incinte, dunque e i figli sparivano, però quelli di solito non venivano uccisi, venivano adottati da qualcuno, dati in adozione, e qualche donna di queste ha avuto almeno la soddisfazione di conoscere un nipote. Quindi una manifestazione di questo tipo, costante, pacifica, ma determinata, come forse solo le donne sanno essere determinate, ha avuto la sua soddisfazione. Che vanno in cerca di figli e nipoti, quindi diciamo che esatto, il motore è al massimo. Con un motore fortissimo, con una volontà fortissima, hanno avuto soddisfazione. Certo, le manifestazioni sono d'accordo che non devono mai superare, come dire, determinati livelli anche di immagine, non superare mai le righe, andare mai sopra le righe in maniera eccessiva, però dipende molto anche dalla motivazione. Questa qui, il caso argentino, è una motivazione veramente molto forte. Il caso delle suffragette, che poi può aver degenerato in alcuni casi, ma insomma era una motivazione molto forte, quella di ottenere il diritto di voto, quella di ottenere il diritto di sapere cosa è successo a tuo figlio nel caso argentino. Cioè con una motivazione così forte le manifestazioni che riescono a mobilitare anche altre persone, donne e uomini intorno, credo che possano avere successo. Certo, bisogna saper anche manifestare nel modo giusto, senza superare mai, senza andare sopra le righe, e soprattutto senza mai mettere in atto azioni violente. Certo, deve essere comunque pacifica. Non possiamo rispondere con la violenza alla violenza. C'era un altro intervento, se ti alzi in piedi così ti vediamo meglio e ci dici il tuo nome. Allora, collegandomi al discorso di prima sulle associazioni, volevo fare una domanda. Come però le associazioni possono intervenire per prevenire la violenza sulle donne a livello scolastico? Questa è una bella domanda. Allora, passo la parola prima a Battaglia, per forza. Facendo formazione, parlando di questo tema, portando gli esperti a spiegare che cosa significa rispettare una donna, perché adesso probabilmente lo capiamo molto di più, ma penso ai tempi del mio nonno, già c'era un concetto diverso. Adesso sicuramente la donna viene rispettata di più, ma dobbiamo ancora fare molta strada ed è importante che vengano svolti dei convegni piuttosto che altre tipologie, la creazione anche da parte vostra di docufilm, di filmati che possano appunto spiegare la dignità della donna e come questa non vada toccata, e dunque portare una nuova cultura soprattutto per quanto riguarda gli uomini. Ribadisco il concetto di prima, il problema della violenza è un problema che hanno gli uomini, non sicuramente le donne, non dobbiamo colpevolizzarle per questo. Per cui è importante parlarne all'interno delle scuole per cercare di capire qual è il vero concetto di rispetto, perché poi parte tutto da questo. Chiaro, io una provocazione, è vero il problema è dell'uomo, però il problema è anche nel caso delle generazioni che verranno, di queste che abbiamo di fronte a noi, è anche un problema di educazione in famiglia. Una donna, non voglio dire che è colpevole, però una donna madre di un figlio maschio che accetta per situazioni drammatiche naturalmente una determinata tipologia di gestione familiare in cui, diciamo, esagerando, è sottomesso, facciamo il caso più grave, naturalmente dà anche un insegnamento purtroppo che non è positivo, e molto spesso, va detto, le meno femministe, diciamo, usando il termine in maniera romantica, sono proprio le donne, che hanno molti pregiudizi a volte nei loro confronti, quindi accettano, non dico di buon grado, però accettano condizioni. E educare un figlio maschio è compito anche di una madre, che non può far passare l'idea che è solo la madre. Adesso viviamo in una società moderna in cui i costumi sono necessariamente cambiati, basta vedere come viene vissuta anche la paternità da parte delle generazioni più giovani, e quindi forse bisogna battere anche un muro ideologico, culturale che ci appartiene. Sicuramente. Perché anche noi che siamo qui oggi a fare questo discorso, è chiaro che anche solo dire quote rosa o la parola in rosa o sesso debole sono terminologie che si usano con leggerezza per abitudine, che però hanno una connotazione poi negativa, o comunque che tende a sminuire. Posso aggiungere? Sì, prego. Effettivamente, insomma, quello che dicevi e quello che diceva poi anche l'assessore del Toro prima,
cioè la cosiddetta violenza assistita. Quindi noi spesso ci troviamo a trattare dei casi di uomini che maltrattano, però quando andiamo a scavare, diciamo, sul passato, scopriamo che spesso nell'ambito della famiglia d'origine, insomma, c'erano delle problematiche di maltrattamento e così. Quindi, diciamo, vabbè, non sono uno psicologo, quindi parlo, diciamo, di esperienze, insomma, che riguardo ai fascicoli che trattiamo. Di contro, quando invece abbiamo di fronte a una donna, insomma, che viene, che denuncia e che segnala, quando andiamo a scavare spesso troviamo nel passato di questa donna, quindi nella famiglia di origine, sempre delle situazioni in cui la madre della donna, insomma, era maltrattata da parte del padre, e quindi è assolutamente fondamentale che la violenza emerga, perché deve emergere proprio, se non per se stesse, almeno, insomma, per i figli, perché c'è un altissimo rischio, appunto, che il bambino diventi poi da grande un maltrattante e la bambina diventi assolutamente maltrattata. Cosa si può fare? Cosa bisogna fare? Per esempio noi come istituzione intanto, insomma, ci siamo guardati, insomma, all'interno, e quindi già da più di 20 anni sono presenti sia l'ufficio minori, per esempio, all'interno delle divisioni anticrimine, che sono uffici che si occupano proprio di trattare queste tematiche non esclusivamente dal punto di vista penale, ma soprattutto dal punto di vista civile, quindi situazioni familiari, avvicinamento, insomma, al consultorio e quant'altro. E così anche all'interno, per esempio, degli uffici investigativi, quindi degli uffici che trattano il fenomeno, che accolgono la donna, che ci parlano, che trattano con i bambini, insomma, che spesso subiscono violenza, anche violenze, insomma, gravi e quant'altro, sono tutte operatori di polizia che sono specializzati, quindi che hanno fatto determinati corsi di formazione. E poi stiamo cercando effettivamente, insomma, da anni di essere presenti un po' dappertutto. Dicevamo, appunto, è un fenomeno culturale, la cultura la si modifica solo informando, parlando, rappresentando, insomma, le varie situazioni, quindi per quello dico la presenza nelle piazze piuttosto che nelle scuole, e cerchiamo di essere presenti nelle scuole proprio, non più, diciamo, nelle ex, insomma, superiori, ma cerchiamo, insomma, di anticipare la nostra presenza nelle scuole, sì, per i ragazzi, con i ragazzi. Sempre che poi, diciamo, si parla di, tra virgolette, insomma, di educazione alla legalità, certo, insomma, in generale, sì, sì, che però è un'educazione sostanzialmente al rispetto dell'altro, insomma, genericamente, certo, perché è giusto parlare, appunto, non esclusivamente di donne, ma anche, insomma, di fasce deboli. Insomma, certo. In realtà sì, siamo partiti con la violenza ovviamente contro le donne perché c'era l'8 marzo e via dicendo. È chiaro che anche la violenza di genere, che comprende, insomma, tutte le violenze contro chi è più debole, fanno parte di questa problematica, insomma, anche se la statistica purtroppo, appunto, ci dice, parlavamo prima per esempio dei casi dei stalking, insomma, tanto per dare, diciamo, un'indicazione numerica e anche per far capire, diciamo, la legge che strumenti ci dà. Succede, insomma, anche a voi giovani magari di avere una relazione sentimentale e a un certo punto, insomma, la relazione finisce e poi, diciamo, il ragazzo, insomma, spesso tenta, diciamo, in qualche maniera, insomma, facendo degli appostamenti, venendo al bar che di solito si frequentava, piuttosto che andando sotto casa, tenta un nuovo approccio. Queste situazioni, insomma, si possono risolvere non esclusivamente con una denuncia, ma sostanzialmente si può segnalare, quindi si può segnalare questa situazione all'autorità di pubblica sicurezza, che si intende andare presso una stazione dei carabinieri, piuttosto che venire in questura, un commissariato di polizia, e segnalare questa situazione. Che cosa fa il questore, insomma, tramite i suoi uffici? Ammonisce, quindi il provvedimento si chiama l'ammonimento del questore, ammonisce i soggetti, quindi li chiama e dice loro sostanzialmente che si devono comportare secondo la norma di legge. Se questo non lo fa, e quindi se persevera nei suoi comportamenti persecutori, allora in questo caso il problema, insomma, diventa, insomma, di carattere penale, quindi viene mandata una segnalazione. Ne parlavamo all'inizio dietro le quinte, funziona. Considerate che qui a Udine, insomma, e provincia sono stati ammoniti circa 100 stalker dal 2009 ad oggi, e la statistica è quella che lo stalker normalmente per il 90%
è un soggetto italiano di tra i 25 e i 50 anni. Sempre maschio? Sì. Sempre maschio. Maschio, italiano, 25-50enne, ex marito o ex convivente. Abbiamo avuto circa 5 casi su 100 di stalker, quindi di ammoniti che poi hanno perseverato nei loro comportamenti. Quindi abbiamo visto che è uno strumento amministrativo e non penale che assolutamente funziona. Bene, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, rientriamo in studio con l'ultima parte, ci sono già degli interventi, quindi tornate, non cambiate canale. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti, e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. La trasmissione più golosa del Friuli Venezia Giulia? Tutti con le mani in pasta. Il martedì dalle 19:45. Seguiteci, i professionisti di Etica del Gusto vi illustreranno passo dopo passo le ricette più golose della pasticceria e più genuine della panetteria. Vi aspetto su Telefriuli. Metaltech, con i 3 punti vendita di Udine, Spilimbergo ed Ampezzo, dà il via alla promozione di primavera su trasformazioni da vasca in doccia, bagni chiavi in mano ed infinite proposte di superfici. Chiamaci e richiedi un sopralluogo gratuito, sconti mai visti e recupero fiscale del 50%. Nel nostro spaccio aziendale potete trovare, a seconda della stagionalità, pesche, nettarine, prugne, pere abate, Kaiser, patate, kiwi e per gran parte dell'anno 10 varietà di mele. Sempre disponibile aceto e 3 tipi di succo di mele per soddisfare i palati più esigenti. Vi aspettiamo numerosi a Castions di Zoppola in via Domanins 32. Allora, ben ritrovati, ultima parte di Effetto Friuli Giovani. Oggi abbiamo parlato di violenza contro le donne. Ci sono delle domande, vi prego di essere velocissimi così riusciamo anche a far rispondere. Parto dalla ragazza bionda, se ti alzi e dici il tuo nome. Vai. Buonasera, allora vorrei testimoniare la presenza che il mio istituto ha avuto l'anno scorso con la Polizia di Stato, per l'appunto. Gli interventi che ha fatto sono stati veramente efficaci, devo dire, hanno trattato con una sensibilità, un tatto incredibile, un tema veramente forte e devo dire presente nella coscienza dei giovani sicuramente, però devo sottolineare anche il fatto che ultimamente, negli anni appunto più recenti, l'8 marzo abbia perso il significato iniziale, secondo me, soprattutto da parte delle ragazze. Non è più vista come una festa della donna, è qualcosa su cui si può sinceramente sorvolare a parere comune. Poi questa è una mia personale opinione. E volevo fare una domanda agli ospiti riguardo ai dati statistici che ci sono stati forniti all'inizio della puntata, ossia a quanto pare i casi di violenza sono meno presenti al sud e più al nord. Come mai la figura della donna è vista in maniera diversa al sud e non al nord? O cos'è che crea questo divario tra la statistica? Probabilmente è vero nel nord Italia, ma nel nord Europa sono molto più frequenti i casi di violenza contro le donne. Probabilmente il dato che rileva è quello che le donne, nel momento in cui acquisiscono una maggiore indipendenza all'interno della coppia, ma all'interno anche della propria vita, che hanno un lavoro, sono più autonome, non dipendono completamente più dall'uomo, spaventa l'uomo e questo lo porta poi a fare dei gesti di violenza.
Sicuramente io voglio sottolineare che l'8 marzo, per quanto riguarda tutti noi, credo di poter parlare anche a nome loro, non è la festa della donna, ma è una giornata della donna ed è un motivo in più ulteriore per ricordare i diritti delle donne, come ho detto prima, quanto è stato fatto ma quanto ancora si può fare. E quello che noi vogliamo far passare come messaggio è proprio questo, giornata della donna, e non si deve assolutamente ridurre a una festa e a un regalo simbolico come quello della mimosa. Non deve essere solo questo, ma deve essere un'occasione ulteriore per tutte le istituzioni per poter parlare ancora di donne e di quanta strada ancora dobbiamo fare. Ecco, questa è una delle azioni anche, no? Velocissima? Prego. No, volevo aggiungere, ah sì, prego. No, volevo aggiungere che è sicuramente così, nel senso che il fenomeno della violenza alle donne certamente non è un fenomeno italiano, è assolutamente un fenomeno mondiale, anche perché insomma i dati statistici parlano di una donna su 3 che abbia subito violenza di diversi tipi nel mondo, quindi possiamo pensare a quante siano. E per quanto riguarda l'Europa, insomma, c'è stata proprio una necessità di introdurre nelle varie normative, di essere anche uniformi nella protezione. Ecco per esempio perché la Convenzione di Istanbul, che è stata ratificata insomma, in Italia nel 2013 e che ha introdotto insomma, delle nuove normative, soprattutto preventive, per la tutela della donna. È così, cioè dove nei luoghi dove praticamente si sta raggiungendo, si è raggiunta la parità dei generi, necessariamente l'uomo che aveva, che culturalmente aveva un determinato ruolo, si sente sminuito nella sua funzione di capofamiglia, eccetera, ha insomma, questo tipo di reazione. È una cosa legata alla parità del genere. Certo, certo. Prego. Allora, io volevo riferirmi al discorso di prima della violenza sulla donna quando ci sono i bambini in casa. Sono del parere che i bambini non devono assistere nemmeno a una litigata dei genitori, perché questo va a influenzarli tantissimo e a un certo punto, quando arrivano a una maggiore età, con la compagna, fidanzato, addirittura con la moglie, tendono a fare la stessa cosa che hanno visto in casa. Beh, chiaramente i modelli ne abbiamo parlato, no? Che sì. È importante che lo dica una ragazza giovane, perché questo è il messaggio che deve passare ed è importante che avvenga da voi, perché è da qui che poi partono tutti gli altri ragionamenti, perché questo è importante che lo diciate soprattutto voi prima che noi istituzioni. Assolutamente, prego. No, volevo solo dire, il ragionamento è corretto, ma attenzione a non confondere un litigio con la violenza. Sono due cose enormemente diverse. Un litigio in una famiglia, in una coppia, è una cosa normalissima, accade a tutti. Bene. La violenza si entra quando il rapporto non è paritario, quando la donna, in questo caso, che è un rapporto, diventa subalterna e subisce quello che in qualche modo le viene imposto. In un rapporto paritario un litigio è una cosa assolutamente normale, se rimane entro certi limiti, no? Ecco, diciamo c'è il confronto, confronto anche se acceso, è legittimo, sì, naturalmente. Certo, bisogna stare attenti a non confondere queste cose, a non confondere le due cose. Peraltro la violenza ci può essere anche senza litigio, perché la violenza psicologica, la violenza economica sono violenze che possono essere perpetrate e sono estremamente dannose, possono essere perpetrate senza litigio, senza alzare la voce, ma sono estremamente dannose per la persona che le subisce e allo stesso tempo sono molto più difficili da riconoscere, proprio perché non si alza la voce e neanche le mani magari. Beh, direi proprio di no. Prego. Io volevo fare una domanda che, giuro, non ha nessun intento provocatorio, ma è dettata da pura curiosità proprio. Ovvero, prima si parlava di casi di stalking, si davano cifre, però si è parlato appunto degli uomini. Succedono mai casi contrari, ovvero uomini che denunciano casi di stalking? Perché se si parla della relazione dell'uomo che continua ad andare al bar dopo che si sono lasciati, per esperienza personale posso dire che a volte anche le femmine lo fanno. Sì, ma... sì, abbiamo detto che c'è la parità dei generi e quindi sicuro, no, però... Infatti per quanto riguarda lo stalking, e quindi facendo la statistica, ho parlato del 90%. Cosa vuol dire? Che c'è una piccola percentuale che esula, diciamo, dai rapporti, in questo caso in questo caso non è, diciamo, la donna che subisce,
ma possono essere altri casi, perché lo stalking si può verificare anche per esempio tra vicini, e in questo caso insomma non c'entra, diciamo, il genere uomo-donna, e ci sono rarissimi casi di donna che insomma stalkizza l'uomo, ma sono veramente rari, così come anche i casi insomma di maltrattamenti in famiglia. È difficilissimo trovare, o almeno nei casi insomma che io sono qui a Udine da circa insomma 7 anni, casi trattati, insomma, quindi fascicoli penali in cui è l'uomo che ha denunciato la donna perché viene maltrattato in casa, sono veramente rari. 1, 2, E saprebbe 3. ipotizzare un perché? Lo so che è una domanda un po' astrusa, però... Ma proprio per il motivo che dicevamo, insomma, perché noi siamo stati formati, soprattutto poi diciamo dalla mia generazione all'indietro, poi mano a mano adesso insomma le cose stanno migliorando, abbiamo avuto un certo tipo di formazione dove la famiglia era formata da un capofamiglia, da un padre insomma, che decideva e che insomma, tutto doveva essere, diciamo, rivolto verso di lui. Poi c'era la madre che doveva esclusivamente essere la donna di casa, che è quella che faceva le pulizie, che doveva accudire i figli e che aveva insomma tutti questi impegni. Che doveva avere anche una scolarizzazione basica necessaria solo ad educare i figli. Io prima ho menzionato il delitto d'onore, significava che fino all'81 appunto uccidere, quindi sì, o comunque insomma atti di violenza nei confronti di figlie, sorelle, mogli. Se si riteneva che fosse stato leso in qualche modo la dignità della persona, del capofamiglia, il prestigio, erano depenalizzati o comunque non avevano una corrispettiva pena, insomma, rispetto ad altri fatti di cronaca. Prego, velocissimi, allora, che manca un minuto. L'ultima cosa, così chiudiamo, che comunque tutto questo anche noi dobbiamo prevenire questo, noi ragazze, e dovrebbe partire tutto da non farsi toccare il sedere a scuola, magari. Non diciamo dopo tutte le parolacce dell'altra volta, certo. Però questa era una cosa che era emersa. Certo. E io ci ho pensato, questo è un... Ma magari, certo, ma e poi ci si vanta, non postare magari foto su Facebook troppo provocanti, perché comunque l'uomo, il ragazzo, appena ti tocca e tu ci ridi su e non gli dici qualcosa, visto che mezza scuola ti tocca il culo, scusate, il sedere, il di dietro, allora guarda, vuol dire che sei anche secondi. tu che vuoi essere provocata, no? Quindi questo è, anche noi ragazze già da adesso dobbiamo dare un messaggio, adesso io lo do così, e non dobbiamo farci neanche sfiorare, toccare, e se loro lo fanno dobbiamo... Io penso che una ragazza, non credo insomma ci siano cose esagerate, però voi il discorso è questo, doveste essere libere, la libertà è anche quella di andare in minigonna, di poter postare una foto ammiccante, certo mettere le mani addosso, mano morta o chiamiamolo come vogliamo, non è sicuramente né un gesto elegante né dignitoso ovviamente, però voglio dire dobbiamo essere libere di mostrarci e di vivere liberamente, non pensando che perché sei vestita in un determinato modo, o ammiccante o bella o provocante, necessariamente allora sei a disposizione di questo tipo di gesti. Allora, il tempo è finito, come sempre vi accendete alla fine, quindi noi dobbiamo anche chiudere in corsa, però io prima di, andiamo un attimo in ritardo, volevo solo chiedere all'assessore Battaglia se ci mostra questo dépliant che è stato curato, se non sbaglio, con la Polizia di Stato ed è in distribuzione, l'hanno distribuito appunto nelle scuole, penso anche, o comunque è della provincia di Udine, come vedete sempre sicura, è un piccolo vademecum con dei consigli che possono sembrare banali, però non lo sono, sono delle piccole accortezze che non costa nulla applicare ma che possono valere molto. Lo trovate anche credo sul sito della provincia, per cui adesso non so il sito a memoria, comunque se digitate provincia.udine.it. Allora, io vi ringrazio, abbiamo parlato di diciamo delle ombre di questo mondo femminile, abbiamo parlato di una giornata dedicata
dedicata alla donna, in cui sì, forse è sempre meno festa, ma è sempre più presa di consapevolezza di una realtà che deve essere raccontata per arrivare, ovviamente per fare informazione, ma è anche poi stata occasione per parlare anche non proprio sempre malissimo, ma anche di alcuni dati. In regione l'imprenditoria ad esempio femminile funziona, sono tante le donne che si mettono, quindi trovano la possibilità di emanciparsi lavorativamente da sole, quindi ci sono anche dei dati positivi. Vi lascio con una frase di Simone de Beauvoir: donne non si nasce, si diventa. Noi ci vediamo alla prossima puntata venerdì, sempre qui, con Effetto Friuli Giovani, parleremo di musica. Ringrazio Luca Fornasiero, Gian Domenico Ricci, Pierangelo Buttazzoni alla regia e i nostri ospiti e naturalmente tutti voi. Buona serata!